Beh, molto fruttuoso perché i fatti per fortuna in buona parte ci danno ragione. Stiamo concludendo il primo stralcio del traforo, c'è stato confermato lo stanziamento del CIPE per il secondo stralcio, come pure c'è stato confermato nel programma con la Regione lo stanziamento per l'elettrificazione della tratta Conegliano Vittorio Veneto per quanto riguarda le grosse infrastrutture si è appena fatta la gara e c'è stata fatta la preassegnazione per il lavoro pubblico finalmente dopo tanti anni atteso di Piazza Meschio per quanto riguarda le grosse strutture. Abbiamo licenziato in giunta e in consiglio comunale il programma del centenario, per cui diciamo che si conclude un buon 2017 con ottime prospettive per il 2018. Anche il comitato tecnico per il centenario presieduto dal senatore Franco Marini ha riconosciuto la bontà del nostro programma e ha accolto la nostra richiesta, tant'è vero che, come annunciato l'onorevole Demenec, è stato finanziato con 100.000 euro adesso alla firma del ministro Lotti. È un programma molto corposo perché oltre ai 6 raduni, di cui uno triveneto degli alpini e gli altri nazionali, vede anche un programma di carattere culturale e artistico di elevato spessore. Pensiamo solo che stiamo approntando degli accordi con 10 musei di tutta Europa, per cui verranno degli artisti, dei giovani artisti che avranno meno di 35 anni, ognuno da un paese allora 100 anni fa belligerante, e oggi verranno per quella manifestazione, diciamo, lunga tutto un anno, che noi abbiamo volutamente chiamato Quando scoppia la pace.